Riprendiamo la linea, amici sportivi rossoblu, dallo stadio Manessana di Sassari, dove si giocherà tra qualche secondo il secondo tempo della gara. Torres Samassi, intanto segnaliamo c'è già una sostituzione dentro Nicola Sogus, abbiamo detto vecchia conoscenza qui a Sassari. Nicola Sogus che prende il posto di Emanuele Serpi, quindi dal primo minuto del secondo tempo Sogus al posto di Serpi, un centrocampista di esperienza in più per il Samassi, che abbiamo detto ha iniziato questa gara con 5 under, può permettersi anche di toglierne uno. Tanto partiti per la ripresa, non ci sono cambi invece nella Torres fin qui. Stanno però scaldando già dall'inizio dalla fine del primo tempo sia Fideli che Piga. Manovra ora la Torres con Sarrizzu che serve Iba, non riesce, controlla Iba, va però Sarrizzu su Sani e ottiene una rimessa laterale. Torres che ora attacca da sinistra verso destra rispetto alla nostra postazione. Casu per la rimessa, Casu per Sarrizzu, Scioni, ancora Casu, si porta sul destro, ottiene un corner, quinto dell'incontro. Vi ricordo il risultato di 0-0 dopo i primi 45 minuti, partita priva di grandi occasioni. Sarrizzu intanto dalla bandierina, palla dentro, prolunga la traiettoria Caterizano e poi mette fuori il Samassi che può ripartire con Nurchi, non riesce Diouf a fermarlo, deve rincorrere Nurchi. Caterizano viene anche ammonito perché l'ha fermato tirandogli la maglia. Dunque il primo giallo e per Caterizano, fallo tattico, stava infilando Nurchi via centrale, fallo commesso a centrocampo. Calcio di punizione dunque in favore del Samassi, che vi ricordo ha effettuato il primo cambio dentro Sogus. Calcio di punizione battuto da Porcu, era diretto a Angeleddu, è andato però in contrasto Casu, non ottiene la rimessa però la Torres, quindi ancora Samassi con Riccardo Massa, serve Angeleddu, colpo di tacco di Angeleddu, servire Nonnis, palla messa dentro per però la presa facile di Pinna, pallone lungo a cercare Iba, però solissimo lì davanti, viene fermato, anzi anticipato dal centrale difensivo. Può manovrare ancora la Torres però con Cocco, palla ancora buona questa per Cocco, Iba non riesce a metterla dentro, Iba da buonissima posizione, servito ottimamente da Cocco, spara ancora addosso a Manis. Occasionissima per la Torres al secondo minuto della ripresa. Iba ha avuto veramente una grande occasione qui, era libero anche, ha potuto controllare e colpire, non ha trovato l'angolo, è servito praticamente il pallone a Manis. Peccato, ottima occasione per i rossoblù per sbloccare l'incontro. È riuscito Iba, intanto però ancora un pallone per lui, anzi no, lascia la sfera a Sarrizzu sulla destra, subito il cross di Sarrizzu che viene carambolato però sulle spalle di Sani, rimessa laterale in favore della Torres. Scioni ancora per Sarrizzu serve Scioni vicino a lui, gli restituisce il pallone però interviene Sogus, tocca la sua prima palla qui, cadono tutti e due, sia Scioni che Sogus. Ora Cocco può manovrare, però va sulla destra Cocco, cross che viene ancora però deviato da Sani, c'è Diouf la dà all'indietro per Scioni per Iba, ancora Iba che può colpire nuovamente il sinistro però termina alto. Ancora un'occasione al quarto, sempre Iba, servito in aria.
Ancora Diouf che qui va a conquistare un buon pallone. Cocco, sembra una Torres un po' rinfrancata in questo inizio ripresa. Sarrizzo all'indietro per Scioni, sicuramente il ritmo è più alto rispetto all'inizio del primo tempo. Ancora Cocco, si ferma Scioni, Cocco all'indietro per Minutolo per Palmisano, Caterisano, ancora Minutolo, Scioni, servire sulla destra Casu trova Sarrizzo subito per Scioni viene messo giù, non fischia però l'arbitro, il pallone rimane lì per Ibba che ha tentato nuovamente la conclusione, questa volta carambolata, palla che termina a sinistra per Diouf si allunga il pallone, riesce a mettere dentro ma Sogus la porta fuori dall'anzi, la manda fuori dall'area, tiene una rimessa la Torres. Sta credendo in questi primi minuti. Palmisano, Spano, ancora Palmisano, Spano, palla messa dentro, va giù qui Ibba sul contrasto con Sani. Buona l'azione qui anche di Spano che ci ha provato. 2 occasioni, al secondo e al quarto, entrambe capitate sui piedi di Ibba. Era stato ben servito in aria ma non ha trovato la porta. Il rinvio di Manis va a saltare Minutolo, Ibba qui subisce fallo ma rimane a terra, ma l'arbitro lascia proseguire. Sarrizzo per Scioni, troppo lungo però l'esterno destro di Sarrizzo per Scioni, si rialza ora Ibba che è rimasto a terra sul contrasto in mezzo al campo. Riparte ora il Samassi, Sogus lancia lungo Sogus per Nurchi, ha in anticipo però Caterisano di testa, servire Palmisano si libera subito però della sfera senza guardare troppo i compagni, può manovrare ora il Samassi con Sogus, ruba palla però Sarrizzo in mezzo al campo e può far partire i suoi. Cocco ancora per Sarrizzo, va giù il difensore sulla corsa però Sarrizzo non ha commesso fallo e poi Sani deve mettere in fallo laterale. Ancora rimessa per la Torres in zona d'attacco, Casu. Sarà un cambio intanto per la Torres, sta entrando Piga al settimo della ripresa. Andiamo, prenderà il posto di Palmisano. Dunque al settimo del secondo tempo Carlo Piga per Palmisano. Cambio per parte questo secondo tempo, al suo ingresso Piga. Caso pronto per la rimessa, chiama palla Sarrizzo, gli arriva palla, Sarrizzo mette giù sul sinistro, Sarrizzo si accentra, Sarrizzo ha 3 avversari di fronte, deve mettere all'indietro per Cocco che tenta una conclusione, termina però alta, nulla da fare. Sempre circondato Sarrizzo, gli lasciano veramente pochissimo spazio i giocatori del Samas. Si riprende con una rimessa dal fondo, intanto continua a scaldarsi anche Fideli. Cocco che va a rincorrere il pallone, Manis deve rinviare lungo a cercare compagni, c'è però la testa di Minutolo che può servire Scioni adesso sulla destra, Scioni vicino Cocco, lo serve Cocco per Sarrizzo sulla destra. Sarrizzo ottiene un calcio d'angolo, è il sesto, uno solo battuto dal Samassi. 8° minuto, Torres più aggressiva, questi primi minuti del secondo tempo deve esserlo necessariamente se vuole trovare il gol. Sarrizzo, palla messa dentro, molto morbida, c'è la testa di Angeleddu, però rimane lì la sfera e deve uscire Manis su Piga perché c'era stato il colpo di testa di Minutolo che aveva messo il pallone proprio nei pressi dell'area del portiere ospite. È stato pronto Manis ad anticipare Piga al 9° minuto. Rimessa laterale in favore della Torres, lancio lungo a cercare ancora Ibba, viene messo giù Ibba ma è in fuorigioco, dice l'assistente, rimangono a terra in 2, si rialza Ibba.
nulla da fare, si rialzano entrambi, sia Iba che Sani. Intanto Sogus cerca un lancio per un compagno, sbagliato, però anticipa Diouf, che però poi va giù, non fischia l'arbitro, allora può manovrare il Samassi con Placentino, gli ruba palla però Spano, bravissimo Spano, avanza, ora deve passare questo pallone perché altrimenti si perde, Diouf lo controlla, ora si può aprire, deve aprire Diouf, qua c'è il fallo su di lui però. Calcio di punizione in favore della Torres. Siamo sempre nella zona di centrocampo, Cocco sul pallone. Cocco serve vicino Minutolo che può aprire sulla destra, preferisce andare a sinistra con Caterisano. Ancora Spano. Spano per Diouf, serve Piga, però la palla, dice il direttore di gara, è uscita. Dunque sarà rimessa, già effettuata. Piga per Diouf, Diouf in area, Diouf viene messo giù, anche qui Cespica forse esterno rossoblu. Cocco prende il pallone, voleva fare un cross, Caterisano, testa però di Angeleddu, c'è un fallo di mano qui di Caterisano, dunque sarà calcio di punizione sulla tre quarti per il Samassi. 10 minuti corso della ripresa, ora 0-0, intanto Angeleddu, un calcio di punizione per Placentino che riesce a mettere dentro uno schema, si adira Torrepin, il pallone viene messo in angolo da Spano. Schiato qui la Torres, che Angeleddu con un pallonetto ha servito in area Placentino, è andato sul fondo, palla messa al centro dell'area, ma ci ha pensato Spano. Secondo corner per il Samassi. Placentino dalla bandierina proprio sotto il settore tifosi rossoblu. Palla dentro, attenzione, c'è il colpo di testa di Sarrizzo, è andato a terra Minutolo, calcio di punizione in favore della Torres. Torrepin per il rinvio, non è ancora maturo il tempo del cambio per la Torres che continua ora a manovrare con Casu, aggredito subito Casu, riesce comunque a tenere palla a Casu, a servire all'indietro Minutolo, Cocco all'indietro ancora per Caterisano, Minutolo per Casu per Sarrizzu, riesce a tenere il controllo del pallone Sarrizzu ma poi la perde Spano e commette fallo su Sogus. Spano, calcio di punizione in favore del Samassi, 12esimo. Sogus sulla sinistra a cercare Nonnis si accentra un po', seguito da Scioni, voleva cercare Placentino, non riesce, c'è il colpo di testa di Spano che serve Diouf, può partire Diouf sulla sinistra, può andarsene in velocità, anche se ha subito due avversari addosso, Diouf riesce a mantenere il controllo della sfera, la cede poi a Cocco per Scioni per Casu, sbagliato però riesce Casu ultimamente rimediare, poi ancora Scioni, la palla arriva però a Piga, troppi errori, Piga va giù, c'è il fallo su di lui, calcio di punizione a favore della Torres, prende la palla a Cocco, 25 metri circa la distanza, può essere una buona occasione questa per la Torres, vediamo se sceglierà la soluzione personale. Cocco si tira in aria per tentare un schema, va a protestare Angeleddu su questo calcio di punizione, il fallo era proprio di Angeleddu su Piga. Stanno discutendo Iba, Piga e Cocco sulla battuta di questo calcio di punizione. Intanto si prepara a entrare anche un altro giocatore nel Samassi, Alessio Congiu. 14 minuti, corso della ripresa.
occasione adesso per la Torres su questo calcio di punizione, 25 metri circa la distanza, si prepara Cocco, va Cocco, altissimo, sfera, nulla da fare. Ci sarà il cambio per il Samassi, abbiamo detto al 14esimo esce Nonnis. Entra, abbiamo detto, Congiu, esce Nonnis. Sarà rinvio parte di Manis. Fischia il direttore di gara. Manis va a servire Riccardo Massa, su di lui subito Scioni, poi Casu che riesce a contrastare proprio il neoentrato Congiu, riesce però anche Sogus a rubare un pallone in mezzo al campo, a far partire subito la manovra, avrà Piga a rincorrere ma non riesce, a partire anche Leddu sulla destra. Leddu cercava Placentino ma c'è il bell'anticipo di Spano, può ripartire la Torres, Piga, serve Cocco, Cocco va tutto a sinistra adesso, lancia a cercare Diouf, però anticipato Diouf da Alberto Massa. Sogus, ancora un lancio lunghissimo sulla destra, è ottimo il controllo di Nurchi, Nurchi ha di fronte Spano, va a soccorso anche Piga che riesce a fermare quel Placentino, è arrivato in soccorso, qua era partito Ibba per il lancio di Piga ma è stato anticipato l'attaccante rossoblu. Qua il lancio ancora per Placentino sulla destra che ha libertà, deve andare Spano su di lui, il cross di Placentino controllato da Congiu, deve uscire dall'area però, colpo di tacco cercato per servire Sogus ma c'è Casu che riesce a servire Ibba per Sarrizzu che si allunga il pallone sulla corsa, Sarrizzu ci arriva prima, entra in area, non c'è nessuno però in area, c'è solo Diouf ora, tenta la conclusione, Sarrizzu che non ha visto arrivare Ibba da dietro, era libero Ibba, ha provato il sinistro sul secondo palo Sarrizzu al 16esimo, è arrivato con leggero ritardo Ibba rispetto ovviamente alla velocità di Sarrizzu, che ha messo giù e subito ha guardato in aria, qua ha tentato quasi di rubar palla sul rinvio di Manis, Sarrizzu invece può ripartire l'azione del Samassi con Congiu sulla sinistra, c'è Casu davanti a lui, deve mettere il pallone indietro, Congiu a servire Sogus ancora a sinistra però dove c'è Angeleddu, si mette il pallone sul destro, Angeleddu serve in area però è in fuori gioco, Nurchi chiede palla a Sarrizzu sul rinvio di Pinna, si adira anche perché non gliela dà subito, era pronto sulla corsa Sarrizzu, va Pinna ora al rinvio, va a saltare Sani, colpisce di testa però serve Sarrizzu che la mette giù e parte ancora sulla sinistra, anzi sulla destra scusate, qua il pallone però viene messo fuori proprio da lui e dunque la rimessa in favore del Samassi, ma deve rimanere lì la Torres per aggredire il Samassi, intanto usa all'indietro per Sani e butta via un pallone, sarà l'8º corner per la Torres, errore di Sogus che abbiamo detto partiva dalla panchina perché ha dei guai muscolari. Sarrizzu intanto dalla bandierina sul primo palo mette fuori Nurchi, però c'è Cocco sul pallone, può ripartire l'azione della Torres, è un tiro cross questo di Cocco che termina alto sopra la traversa, voleva mettere paura a Manis Cocco, palla è terminata alta, 18 minuti corso della ripresa. È una Torres sicuramente più attiva e reattiva rispetto al primo tempo, ci sono state anche delle azioni pericolose, però se non si segna è davvero difficile. Intanto mette fuori Argiolas per la rimessa in favore della formazione rossoblu, si prepara Spano, anche lui molto contratto nel primo tempo, è cresciuto questi primi minuti della ripresa, va Diouf qui a rincorrere un pallone ma
subito all'indietro per Manis, la difesa del Samassi, il rinvio di Manis, c'è un fallo, dice il direttore di gara di Spano, che aveva anticipato di testa, ma intanto si prepara a entrare Fideli. Manovra ora Argiolas, poi Sogus che sbaglia anche in questa occasione, Casu ha visto partire Ibba e per un soffio non gli è arrivato il pallone. Ancora Samassi che manovra con Sogus, Sogus avanza, cerca Nurchi ma non lo trova, c'è Scioni, ancora Scioni, gli ruba palla però Nurchi che poi sbaglia, c'è il cambio ora, sta entrando Fideli al 20esimo. 20esimo del secondo tempo, dentro Fideli per Ibba, sì. Fideli per Ibba, che ha avuto in questo secondo tempo due buone occasioni, ne ha avuta una anche nel primo, non è riuscito Ibba a trovare la via del gol. Va a mettersi Fideli al centro dell'attacco rossoblu. Palla in avanti per cercare Fideli, però c'è Sarrizzo velocissimo, svergola il terzino del Samassi, ma la palla termina comunque tra le mani di Manis. Sempre pericoloso Sarrizzo con le sue accelerazioni. Caterisano intanto anticipa sul rinvio di Manis, Cocco può manovrare, Cocco serve Scioni, si guarda alle spalle, all'indietro per Minutolo a servire ancora Sarrizzo che di petto controlla, viene spinto, riesce a servire Fideli in area, va sul fondo Fideli, palla messa dentro, non riesce Sarrizzo, poi c'è il tentativo di Cocco da fuori area, ancora una conclusione altissima, a cercare magari meno forza e più precisione. Soprattutto con i tiri da fuori. Urla che ne è entrato Fideli all'indirizzo dei suoi compagni. Sicuramente abbiamo detto una Torres più propositiva, intanto Scioni mette in fallo laterale. Massa, Angeleddu, palla è terminata fuori e dice il direttore di gara ancora rimessa per il Samassi, ma qua ci sembrava invece al contrario. Ancora Massa all'indietro per Sogus che sicuramente non ha un passo suo consueto, ma con i piedi sta bene. Qui però sbaglia tutto il Samassi, palla che termina sul fondo, lo vediamo proprio camminare Sogus, non ci sembra in forma, però naturalmente bisogna sempre fare molta attenzione. Pinna per il rinvio, Fabres che deve spingere sull'acceleratore, ora va a commettere fallo qua ingenuamente Scioni, una spinta su Congiu. Calcio di punizione sulla linea di metà campo, che Sogus va a servire Congiu, va Scioni a contrastare ma se ne va Congiu sul fondo, Casu su di lui, ora sono in due, ora Scioni che tenta di fermare Congiu, poi Casu su di lui, riesce a far filtrare il pallone Congiu, ma c'è Scioni che può rinviare Bassani in anticipo, ma il pallone termina tra i piedi di Piga che vuole servire Sarrizzu, ci riesce Sarrizzu a controllare questo pallone, ancora in avanti Sarrizzu, c'era anche il suo soccorso Fideli, la palla viene messa in fallo laterale, Torres subito con Sarrizzu, Fideli si deve girare vicino Sarrizzu, gli cede la sfera Fideli, Sarrizzu va giù, nulla da fare sul contrasto di Porcu. Va Placentino ora sulla destra, servito, ma c'ha Spano di fronte, deve mettere all'indietro, poi il lancio in avanti di Massa, c'è in anticipo Caterisano, può andare Fideli in controllo del pallone, c'è il fallo su di lui, calcio di punizione in favore della Torres al 24esimo, già battuto Diouf cede la
palla sulla sinistra, Spano viene però anticipato da Alberto Massa, palla che termina tra i piedi di Piga, sbaglia tutto però, regala, rimessa al Samassi, manca proprio negli ultimi metri la Torres perché sta comunque montando i giri, conquistando tanti palloni, però manca proprio lo spunto finale. Sani va a saltare, il pallone termina però tra i piedi di Sarrizzo per Fideli che non controlla, riesce però a rubare palla a Sani, a ottenere una rimessa, bravo qui, è stato caparbio Fideli, sembrava una palla persa. Scioni ancora per Fideli, ma di fronte a un avversario deve cercare i compagni, va a cercare Sarrizzo che però non controlla, può partire Angeleddu, va Scioni a rubargli la palla però poi viene messo giù, fallo con calcio di punizione a favore della Torre sulla tre quarti, basta a terra Scioni, c'ha crampi probabilmente, tanto si sta scaldando, è pronto a entrare anche Pitta, 25esimo intanto nella ripresa. Si prepara a entrare Pitta, ma ancora a terra Scioni, sta sicuramente vittima di crampi perché c'è Cocco che sta provvedendo. Comunque ci sarà il cambio tra pochissimo anche tra le fila del Samassi con Aru pronto a fare il suo ingresso ed è pronto anche Pitta. Ci sarà il cambio al 26esimo del secondo tempo, entra Aru, esce Placentino. C'è un gran silenzio qui all'acquedotto ed è comprensibile che la Torre se non riesce a metterla dentro, nonostante devo dire ci stia provando sicuramente di più in questa ripresa, esce proprio Scioni. 26esimo del secondo tempo, entra Pitta, Marcello Pitta, esce Scioni. Per il Samassi entra il numero 15 Aru al posto del numero 7 Piacentino. Per la Torres entra il numero 13 Pitta per il numero. Ora si può riprendere, esce zoppicante Scioni. Vediamo se le forze fresche serviranno ai rossoblù per sbloccare il risultato che è fermo ancora, vi ripeto, sullo 0-0, 27esimo nella ripresa, con qualche occasione sicuramente interessante, soprattutto nei primi minuti, ma Torres che le sta creando un po' di più. Cocco mette un bel pallone in mezzo all'aria, ma c'è il fuorigioco, dice l'assistente, sul colpo di testa di Fideli. Poi si dispera perché la palla era terminata comunque tra le braccia di Manis, ma aveva alzato subito la bandierina il primo assistente. Manovra ora il Samassi con Sogus che cerca con giù, ma un po' distratto anche qui, riesce comunque a recuperare palla il Samassi. Adesso Sogus ha di fronte Cocco, riesce a servire Nurchi per Argiolas, ancora Nurchi, attenzione sulla destra, ora c'è possibilità di cross, c'è Spanu però a fermare benissimo Massa e a far partire Diouf che può andarsene sulla sinistra, chiusura della difesa del Samassi, ma Diouf poi ha voluto servire in avanti per Fideli che era in fuorigioco, ha alzato la bandiera l'assistente, il gioco è proseguito perché Fideli non ci è arrivato. Qui poteva fare qualche passo ancora in più Diouf perché è velocissimo sulla corsa, sicuramente supera il suo diretto avversario, intanto qui sbaglia il Samassi che mette una palla fuori, tanti errori anche nella formazione ospite, devo dire, gara con tante imprecisioni, non bellissima dal punto di vista tecnico. Intanto Piga a servire ancora Diouf che riparte, va Diouf, controlla, si porta il pallone sul destro, il tentativo di cross però deviato, termina la palla però tra i piedi di Cocco che vede ora e serve Casu, sovrapposizione. Casu subito una bella palla in area, viene messa fuori dalla difesa del Samassi e poi Angeleddu che perfeziona il disimpegno, ma c'è Minutolo. Pitta, Cocco, ancora Pitta,
Pitta per Piga perde il controllo della sfera, poi riesce però a servire Fideli, messo giù, palla che termina ai piedi di Sarrizzo in aria, ancora Fideli però può alimentare l'azione, cross di Fideli, c'è Diouf dall'altra parte, Diouf può concludere e poi c'è il gol della Torres in semi-rovesciata di Carlo Piga, finalmente sull'azione rosso-blu si libera la Torres da questa maledizione, non arrivava questo gol. 29esimo, Carlo Piga che va a raccogliere il meritato applauso dei suoi amici, perché i ragazzi della curva sono dei ragazzi anche che lui conosce bene. Meritato questo gol per lui. Torres in vantaggio, 1-0, forza. Quasi una liberazione davvero questo gol, c'è stato un cross in area, ottimo Fideli che ha messo in mezzo Diouf, poi ha servito Piga che in semi-rovesciata è riuscito a battere Manis. Forza ora, bisogna tenere e soprattutto bisogna crederci fino alla fine, troppo importante vincere, ma soprattutto per sbloccarsi mentalmente. La Torres che merita davvero qualcosa di più per quello che ha fatto soprattutto nel secondo tempo, perché sta facendo bene. Intanto attenzione perché subito il Samassi che ci prova, Nurchi non riesce qua, pericolosissimo a raccogliere l'invito dalla sinistra di Congiu, ha rischiato tantissimo la Torres al 31esimo subito dopo il gol di Piga. Nurchi davanti a Pinna sulle traversioni che gli arrivava dalla sinistra, non ha trovato l'impatto con il pallone. Chissà che sia un segnale positivo anche questo. 31esimo, c'è naturalmente da combattere fino alla fine. Fideli va, Pitta, ha tirato per la maglia, riesce a tenere però il controllo della sfera, la Torres può trovare anche un po' coraggio, va Spanu sull'assist di Cocco, ancora Pitta per Spanu, non devono andare per vie orizzontali, deve andare in avanti la Torres, Cocco, Pitta, ancora Cocco, Pitta all'indietro per Minutolo, Cocco, Fideli per Pitta, qualcuno deve partire perché altrimenti non si può andare in avanti, Cocco, vede Cocco ora Diouf dall'altra parte, c'è l'anticipo però della difesa del Samassi, riesce però Spanu a fermare tutto, poi Piga che perde il controllo della sfera, un servizio in avanti a cercare Nurchi, cerca Terisano, pronto per il rinvio, la palla termina tra i piedi di Sogus viene fermato da Piga, ottimamente, può partire da Spano, Samassi che era un po' spezzato in due, Spano, va Spano, viene messo giù, fallo, calcio di punizione in favore della Torres, forza. 32esimo. Bisogna approfittare di questo gol che è arrivato un po' davvero a togliere un po' di fantasmi anche nella testa dei giocatori per trovare il coraggio di andare ancora avanti e chiudere questa gara. Tanto calcio di punizione per la Torres, Cocco. Guarda lo schieramento dei suoi, Cocco mette una palla in mezzo e Sani di testa la mette in fallo laterale, sempre in zona d'attacco nei pressi della bandierina. Va a prendere il pallone Cocco, la lascia però a Spano, Cocco prende la sua posizione in mezzo al campo, Spano per Fideli. Prende vigore anche il coro della curva, Spano subito in un cross in area, ci prova anche lui, una semi-rovesciata Sarrizzo, niente da fare, Sarrizzo è rimasto a terra e anche caduto male, forse su, vediamo, abbiamo capito se è il bacino, è rimasto a terra Sarrizzo. Tanto si sta scaldando anche il 2000 della Torres, Alessio Virdis, giocatore
ha iniziato la stagione nella promozione juniores, ma che ha fatto molto molto bene, e mister Tortora ha voluto convocare anche oggi. Chissà se avrà la sua occasione di esordire. Adesso si gioca ancora fermo. Dolorante Sarrizzo si è rialzato, però va il fisioterapista Luca Martinez a accertarsi delle sue condizioni. Tutto a posto, dice. Ghiaccio anche per Diouf, approfitta. Ora stiamo prendendo anche un po' di animo anche la tribuna, non affollatissima, dobbiamo dire, nonostante la giornata di festa. Intanto rinvio di Manis, va Diouf a impensierire, deve far ribattere probabilmente perché la palla non era uscita fuori dall'area esattamente. Forza, bisogna portare a casa questi 3 punti. Mari non è stata sicuramente la miglior partita della stagione, non lo sarà, ma bisogna, abbiamo detto, bloccarsi. Piga intanto mette giù, colpisce con le mani, però l'arbitro lo vede. Sarà calcio di punizione in favore del Samassi. Siamo ancora nella zona di metacampo, passeggia nervosamente mister Tortora. Batte, anzi no, finta Angeleddu e poi va a battere sulla sua sinistra per Porcu. Ancora palla per Angeleddu, molto arretrata la sua posizione. Angeleddu va a cercare il servizio in avanti, ma c'è il colpo di testa di Spano. Subito palla a cercare Fideli ora tutto spostato a sinistra. Fideli l'indietro per Caterisano, servizio un po'. Aveva ragione però Fideli, cercava un centrocampista con cui effettuare lo scarico, non ha trovato nessuno. Caterisano l'ha messa in fallo laterale, già battuta la rimessa Porcu, all'indietro per Manis, va Fideli su Manis, butta via il pallone Manis a cercare compagni, li trova, pallone termina tra i piedi di Nurchi. Spano qui ha colpito la sfera, l'arbitro dice che è il gioco falloso, calcio di punizione in favore del Samassi. Che ha battuto Sogus, colpisce Pitta, allora palla che può essere rimessa in avanti, va Sani colpire di testa e poi però Sogus serve involontariamente Sarrizzu, può prendere il controllo della sfera Fideli che però è finito in fuorigioco, dice l'assistente. Parte ora il Samassi che naturalmente sta accelerando le operazioni rispetto al primo tempo. Il gol dello svantaggio qui è assolutamente a regolare l'azione di Caterisano su Nurchi che è andato giù. Tanto può partire Diouf sulla sinistra, si deve fermare però, attesa di compagni, Diouf si accentra, poi serve bene Fideli che va giù anche lui, poi c'è fallo, vede bene il direttore di gara. Calcio di punizione in favore della Torres sulla 3/4. Quando è scoccato il 37esimo. Gol qui importantissimo di Piga, un gol che non si vedeva allo stadio ormai da tempo. Che dobbiamo dire deve essere un momento di svolta. Veramente bisogna portare a casa questo risultato. Cocco sul pallone, Cocco che trova il tentativo di Fideli che però non riesce, ha uno schema questo, ha ricevuto palla Fideli ma palla è carambolata sui suoi piedi, nulla da fare. Provato la Torres a sorprendere la difesa del Samassi che ora riparte ancora con Angeleddu, servire sulla destra, c'è Cocco però in contrasto su Aru. Mette all'indietro però Aru per Angeleddu che mette un pallone in area, c'è la testa di Minutolo, mettere fuori, c'è ancora Aru, ottiene una rimessa il Samassi.
ancora Spano bravissimo a mettere fuori di testa, a servire Diouf che può servire Sarrizzu sulla destra, c'è un po' di spazio ora. Sarrizzu può aspettare anche la sovrapposizione di Casu, invece vede Sarrizzu l'arrivo di Fideli, è troppo lungo però il suo servizio di sinistro, peccato. Lo applaude però Fideli perché l'idea era ottima, stava arrivando dall'altra parte Fideli. 39esimo, Angeleddu in avanti a cercare Nurki, ancora Angeleddu per Sogus, di testa ancora per Angeleddu, si trovano molto bene, qui Spanu serve involontariamente il numero 15 Aru, che però non riesce a concludere. Il giocatore della Torres a terra ed è Minutolo. Sarà comunque rinvio da fondo campo per la Torres. Si è rialzato Minutolo. Può riprendere il gioco, intanto Iba che va a dare indicazioni anche lui a Sarrizzu. Lo scocca il 40esimo. Il pallone era stato messo fuori dal Samas che ha restituito la sfera e dunque adesso ci sarà il rinvio con Torrepina pronto. 1-0. La Torres ha sbloccato il risultato al 28esimo della ripresa con Piga, entrato in campo proprio nel secondo tempo. Intanto Pitta che controlla un buon pallone, serve Sarrizzu può partire, Sarrizzu se ne è messo giù ma niente, non fischia l'arbitro qua sul contrasto di Sani. Qua ci sembrava falloso il contrasto del difensore centrale del Samassi. Conquista di nuovamente palla però la Torres con Fideli, anche qui viene messo giù da Angeleddu e ci sembra anche molto stanco. L'ha proprio messo giù con le mani sul corpo. Intanto Cocco a servire Fideli ha di fronte Sani, ruba palla però Sani, riesce però Pitta recuperare un pallone, viene messo giù anche Pitta, poi l'azione prosegue, non c'è nessun fischio arbitrale. Sarrizzu ha tentato l'incursione di Fideli con un pallonetto in aria, ma palla troppo lunga, è terminata tra le mani di Manis. 42esimo, bisognerebbe mettere al sicuro questo risultato. Manis deve uscire fuori dalla sua area, andare a servire compagni, riesce a mettere giù bene Sogus, a servire all'indietro ancora per Angeleddu. Nurki può servire sulla destra ancora Sogus, attenzione, cross in area, riesce Casu ad evitare il tentativo, un attaccante del Samassi, squadra molto sbilanciata ora quella cagliaritana. Stava per partire Fideli ma era molto solo, ha preferito trovare una rimessa laterale. Entrambe le squadre ci sembrano molto stanche, ma Samassi deve rincorrere, la Torres può anche gestire. La Casu per questa rimessa, zona d'attacco, 43esimo. Intanto Casu cercare Sarrizzu che viene però anticipato, va Pitta, uno dei più freschi, deve tentare di aiutare i suoi. Intanto Spano che butta in avanti, palla che termina tra le mani del portiere ospite, subito palla a terra per Manis che avanza, palla al piede, rinvio lunghissimo a cercare Nurki, non deve commettere fallo Caterisano, infatti non lo commette, però può ancora manovrare il Samassi con Angeleddu. Palla che non filtra, c'è buono l'anticipo di Casu, poi Cocco in avanti, cercare Fideli che va giù ma non c'è fallo. Intanto Pitta poteva andare sul pallone, invece va su Sani, commette fallo, calcio di punizione a favore del Samassi. 44esimo, saranno 5 minuti di recupero, bisogna assolutamente tenere duro, portare a casa questo risultato. Abbiamo detto non, assolutamente una partita bellissima, anche se la Torres ha meritato nel secondo tempo di passare in vantaggio perché ha avuto occasioni, Samassi non ne ha avuto se non
pallone che stava per arrivare pericolosamente a Norchi subito dopo il gol del vantaggio rossoblu. Ora però il Samassi in zona d'attacco, rimessa laterale Sovus, ancora Sovus di fronte Piga ma non lo supera, palla ancora in fallo laterale. C'è in anticipo Spano, però una carambola, attenzione, perché una carambola, c'era in anticipo Spano, il pallone rinviato da Spano ha carambolato sulla schiena di Cocco e ha potuto concludere il Samassi con palla alta. Non abbiamo visto di chi la conclusione, forse anche Leddi. Scoccatore il 45esimo e abbiamo detto sono 5 minuti di recupero, quindi c'è ancora da giocare. Rinvio di Pinna, mette a terra bene Diouf che poi vede ma non riesce a servire Sarrizzu anticipato. Casu qui deve rincorrere il pallone, riesce bene a uscire, va anche a terra, subisce fallo ma lascia proseguire il direttore di gara. Poi viene messo il pallone in fallo laterale sull'azione di Sarrizzu. Va a Casu per la rimessa, buona prova per lui, qualche errore nel primo tempo ma tutta la Torres non è stata precisa nella prima parte di gara, si è ripresa nel secondo tempo, tutti hanno dato qualcosa in più. Casu per Fideli ora, cercava di saltare Sani, non ci riesce, il pallone termina sul fondo, se n'è andato il primo dei 5 minuti di recupero, c'è ancora da giocare. Manis, vediamo se riesce a tenere in campo questo pallone, sì, il difensore rossoblu, c'è Piga poi però che riesce a alimentare l'azione d'attacco della Torres, ora Piga per Diouf, solo davanti a Manis, palla in calcio d'angolo, poteva chiuderla qui la Torres. Diouf che ha avuto un ottimo pallone in mezzo all'area, una specie di rigore in corsa, è stato il capitano Porcu a rinviare, a deviare in calcio d'angolo. Nono corner per la Torres, occasionissima questa, 47esimo con Diouf, poteva chiuderla qui davvero la Torres, invece rimane ancora da giocare. Fideli nei pressi della bandierina, combatte, esce però bene il Samassi, va Sarrizzu a rubare palla, ancora Fideli, qua c'è un fallo, dice il direttore di gara, non ci sembrava, fallo su Argiolas da parte di Sarrizzu che era andato in contrasto. Manis subito, era andato anche il secondo dei 5 di recupero, palla lunga, va a saltare bene Minutolo, poi Sani la mette in fallo laterale, con calma, andare Spano, effettuare la rimessa. Sono molto lenti questi minuti finali perché si aspetta solo il triplice fischio, ma c'è ancora da combattere. Pitta in avanti, la testa di Sani che serve all'indietro per Manis, pronto per il rinvio, 48esimo. Manca un minuto, va a saltare Minutolo intanto, palla termina lì per Cocco che prova a servire Fideli, ora la Torres sta badando al sodo, bisogna tenere duro, durissimo Caterisano intanto si sta scaldando anche ancora Virdis, forse si prepara a entrare in campo, però sta manovrando ancora sulla destra il Samassi, attenzione al cross in area, c'è Cocco però a terminare l'azione, Cocco per Fideli, Fideli per Diouf, Fideli se ne va sulla sinistra, Fideli ha spazio, Fideli arriva sulla destra, anche Sarrizzu può servirlo, osserva in questo momento Fideli che poi viene messo giù ma lascia proseguire l'arbitro. Sarrizzu va di fronte all'avversario, si mette il pallone sul sinistro, Sarrizzu può concludere, Sarrizzu, palla termina di poco fuori, intanto c'è anche l'ammonizione per il fallo precedente probabilmente di Sani su Fideli. (49esimo), sono veramente gli istanti finali di questa gara. Vediamo se ci sarà il cambio
sta richiamando la panchina, intanto il cambio per l'esordio di Alessio Virdis, ma non c'è il cambio, l'arbitro dice di proseguire. Si prosegue dunque, non c'è il cambio, il rinvio di Manis che termina direttamente fuori, sembra ormai rassegnato il Samassi, i giocatori camminano. C'è il cambio. Entra Alessio Virdis per Sarrizzu, che lui stremato quando siamo al 50°. Una nota lieta in più. Questa gara è naturalmente l'ingresso, magari per pochi secondi, per pochi, speriamo pochi secondi per la Torres, per Virdis, che però può assaggiare l'erba dell'acquedotto, sostenuto anche dall'applauso dei suoi compagni della Juniores presenti quest'oggi, a prendere il posto di uno stremato Sarrizzu, però ha fatto benissimo, intanto si continua a giocare. Rimessa laterale, Casu, cercare Fideli, colpo di testa di Angeleddo e poi ancora il colpo di testa di Minutolo. Badiuf, mettere palla a terra, deve tenere la Torres, Piga, servire Fideli, va Fideli, può gestire ora la Torres, manca davvero pochissimo, il triplice fischio ed è una gara che la Torres deve portare a casa assolutamente. Fideli, la palla rimane lì, c'è una mischia. Non c'è il calcio d'angolo, ci sarà il rinvio da fondo campo, tanto l'arbitro controlla il suo cronometro, la gara è finita, rinvio effettuato, va a saltare per l'ennesima volta Minutolo, riesce a servire Diouf e termina qui, finalmente la Torres torna alla vittoria, 3 punti importantissimi al termine di questa gara, abbiamo detto non certamente spettacolare, però si abbracciano in mezzo al campo i giocatori della Torres, perché era importante fare il risultato, era importante vincere, era importante liberarsi da questa maledizione del gol che non arrivava, soprattutto del successo che non arrivava ormai da tanto tempo. E magari per i puristi del calcio non sarà stata una partita spettacolare, però era importante davvero fare 3 punti e la Torres se l'è meritato davvero questo successo, soprattutto nel secondo tempo, perché nel primo intanto vanno tutti ad abbracciarsi in mezzo al campo insieme a Mister Tortora, ed è una bella immagine questa della formazione rosso-blu, tutti in mezzo al campo, perché bisognava uscirne in qualche modo e ne sono usciti i giocatori della Torres con questo abbraccio collettivo che fa bene al cuore. E adesso vanno naturalmente sotto la curva i giocatori della Torres, dopo le critiche giustificate naturalmente per la sconfitta brutta di Davoi, vanno a ringraziare la curva che li ha sostenuti per tutta la gara, che li applaude. Chissà che sia questo e deve essere questo il nuovo inizio di un cammino diverso rispetto a quello che è stato fin qui. Abbiamo detto Torres che si è meritata questo successo, il gol è arrivato al 28° della ripresa grazie a uno dei primi giocatori arrivati a vestire la maglia rossoblu in questa stagione, Carlo Piga, che è partito dalla panchina, anche perché davvero ha giocato sempre tantissimo. Mister Tortora l'ha voluto risparmiare almeno per un tempo, l'ha rimesso nel secondo tempo e ha ripagato con un bel gol in semirovesciata su un'azione assistita della Torres. Hanno tutti i giocatori e il mister sotto la curva a festeggiare, perché bisogna festeggiare le vittorie, bisogna stare insieme nelle sconfitte. Dunque abbiamo detto speriamo che sia un nuovo inizio, che da qui si possa ripartire. Intanto 3 punti sono arrivati quest'oggi, 1-0 la Torres batte il Samassi e termina anche questo ciclo terribile di gare infrasettimanali. Ora bisogna prepararsi per la prossima sfida e si andrà a Valle d'Oria, squadra che ha battuto la Torres nella gara di Coppa Italia e c'è forse quindi anche da vendicare, tra virgolette, quella amarezza, siamo usciti fuori dalla Coppa.
però lo spirito oggi insomma, è quello giusto, soprattutto lo spirito di questo secondo tempo sicuramente vuol dire che qualcosa è cambiato anche nella testa dei giocatori rosso-blu che ci hanno creduto, hanno avuto delle occasioni, hanno concretizzato finalmente. E allora direi che per la cronaca della gara per il momento è tutto. Io vi ringrazio intanto di essere stati ancora una volta con noi e dall'Acquedotto quest'oggi finalmente felice. Vi auguro una buonissima giornata da Giulia Barranzelli. È tutto, forza Torres, alla prossima.